Bentornati carissimi spettatori a un nuovo aggiornamento meteo. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Giornate caratterizzate da bel tempo su gran parte d'Italia, a parte qualche foschia o nebbia al primo mattino che si è vista sulla Val Padana, lungo le coste adriatiche e anche sulle pianure centrali, con caldo anomalo soprattutto in quota, pensate ai valori davvero molto sopra la media. Ma ecco quindi la discesa dal 20 di dicembre di correnti fredde polari che dalla Scandinavia riusciranno a portare qui una forte ondata di freddo con delle gelate, mentre sull'Italia persisterà l'anomalia termica con temperature ovunque sopra la media, se non in media, a partire dal 22 di dicembre. Nel weekend infatti la discesa di correnti fredde polari non riuscirà a raggiungere l'Italia e di conseguenza assisteremo ad un incremento solo della nuvolosità, il passaggio di qualche nube, ma in un contesto termico in media sulle Alpi, dove avremo qualche nevicata anche sulle Dolomiti, mentre altrove sopra la media i valori termici. Questa infatti la situazione che viene confermata già da tempo dai nostri aggiornamenti, prevista dal 21 dicembre, con però della instabilità che potrebbe agire solo tra Sicilia e Calabria e soprattutto sul Mar Ionio e la Grecia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio l'aggiornamento emesso pochissime ore fa. Notiamo appunto la discesa di correnti umide che riusciranno a colpire maggiormente la Sardegna, ma anche le Alpi e tutto quanto il nord Italia e le regioni tirreniche, portando della nuvolosità anche estesa, con qualche leggerissima precipitazione sparsa ma proprio debole sulla Sardegna, mentre andrà rialzandosi un vortice dalla Tunisia che potrebbe riuscire a coinvolgere la Sicilia meridionale e parte della Calabria, portando qualche temporale rovescio sparso. Ma questo vortice salirà, come vedete, dalla giornata di giovedì rapidamente verso la Grecia senza coinvolgere l'Italia, ed anzi l'Italia sarà coinvolta ancora soprattutto sul nord Italia da uno scudo anticiclonico che appunto si espande dall'Oceano Atlantico e richiama una ventilazione occidentale, quindi venti ancora molto miti, temperature quindi ancora sopra la media. Ed ecco la preparazione di questo forte vortice sulla Scandinavia, sul mare del nord, il Baltico e la Russia. Qui tempeste di vento con nevicate fino a bassa quota si abbatteranno, mentre Spagna, Francia e tutta quanta l'Italia in realtà non verrà coinvolta da questi fenomeni, se non qualche fioccata sulle Dolomiti fino ai fondovalle, proprio sulle Dolomiti settentrionali, sulle Alpi di confine del comparto nord-orientale. Ma come vedete scenderà proprio ben verso l'Europa orientale, quindi assolutamente zero nevicate, zero precipitazioni sull'Italia. Rimarremo quindi protetti da un grande poderoso anticiclone, questo fino alla vigilia di Natale. Notiamo appunto che questa è la vigilia di Natale, il vortice è ancora in azione con temperature molto sotto la media sui settori dell'Europa centro-orientale, mentre l'Italia con stabilità ma ancora nebbie sulla Val Padana e quindi nuove formazioni di nebbie e di foschie all'alba. Invece il tempo rimarrà soleggiato, molto mite invece in quota, ancora valori nettamente sopra la media. Questo invece è il Natale, la proiezione per Natale che vede di un anticiclone nuovamente forte, ben instaurato soprattutto sul centro-sud Italia, con ancora condizioni stabili pressoché soleggiate dappertutto, con ancora delle nebbie, foschie all'alba ma anche persistenti sulla Val Padana. Insomma, ancora non si intravedono perturbazioni atlantiche, ancora non si intravede l'inverno sembra andare KO. L'ultima speranza è che si apra una ipotesi di riduzione fredda verso la fine del mese, ma insomma ancora tutta da rivedere. Per maggiori dettagli, come sempre, consultate i prossimi aggiornamenti meteo.